Ciao a tutti, bentornati allo Scrigno del Calcio. Inizia la Serie A, prima giornata del nuovo campionato e torna, anzi non si è mai fermata, ma torna col campionato, con le partite di campionato, la rubrica La partita della settimana. Come vi ho detto la scorsa volta, quest'anno vorrei continuare ad accompagnare il canale, ad accompagnare voi con ogni settimana una partita che si gioca nel fine settimana di campionato, analizzando una partita del passato, ma volevo cercare di essere un pochino più preciso, un pochino più maniaco da questo punto di vista e analizzare una partita più o meno che si è giocata nello stesso periodo. Quindi se si gioca sotto Natale, cercare una partita della stessa giornata che si è giocata negli anni più o meno sotto Natale. E c'è la prima giornata e l'unica partita che si era giocata alla prima giornata in questo senso, in epoche un po' più antiche, un po' più vecchie, è Roma-Bologna, che è stata la prima partita della stagione 2000-2001. Ci azzecca con la prima giornata, come direbbe Antonio Di Pietro, non ci azzecca col periodo, perché siamo in pieno agosto adesso e quel campionato 2000-2001 iniziò per via delle Olimpiadi di Sydney a ottobre, iniziò il 1° ottobre e finì a giugno inoltrato. Roma-Bologna, prima giornata del campionato 2000-2001, che condurrà tra l'altro la Roma di Capello allo scudetto. Si gioca allo Stadio Olimpico la domenica alle ore 15, vince la Roma 2-0 con gol di Totti proprio in extremis alla fine del primo tempo, nei minuti di recupero del primo tempo, con un colpo di testa che ora vi faccio vedere, e raddoppio con autogol di Castellini al più o meno al quarto d'ora, al 62esimo, al quarto d'ora del secondo tempo, al 17esimo del secondo tempo. Roma allenata da Capello, Bologna allenato da Guidolin. Questa è la locandina, il servizio del Guerin Sportivo. Questo è il gol di Totti di testa, un po' confuso, azione un po' confusa, ma il gol del capitano romanista. Questo è anche il resoconto con le formazioni e i voti delle due squadre. Roma-Bologna 2-0. Questo è tutto il servizio. Sarà la prima puntata, diciamo così, della cavalcata romanista verso il terzo e finora ultimo scudetto della sua storia. Tra l'altro Roma che riuscì a scucire, come dicevano qui a Roma, lo scudetto dal petto, dalle maglie della Lazio, che l'aveva vinto l'anno precedente. Questa è la Roma, questo è l'album di Calcio 2000 con le figurine, con i calciatori in movimento. Questa è la Roma dello scudetto, Roma 2000-2001, e vi faccio vedere anche il Bologna, che tra l'altro in quella stagione giocava con una maglia a quarti tipo Genoa, una roba improponibile per il Bologna. Eccolo qui, il Bologna 2000-2001, che non disputò una stagione memorabile, certamente peggiore delle precedenti, ma che era una squadra che comunque faceva parte del ceto medio della Serie A degli anni 90 e 2000, che non era semplice visto il livello di quella Serie A. Questa è la partita della settimana, dunque Roma-Bologna. Vedremo come andrà la partita di questa prima giornata tra i giallorossi e i felsinei, e vedremo poi la prossima settimana di analizzare un'altra partita di un'altra seconda giornata. Io già ho adocchiato quale partita sarà e ve la porterò la prossima settimana. Voi continuate a seguirmi, continuate a seguire il canale, continuate ad iscrivervi se non l'avete ancora fatto, lasciate like, commenti, seguite anche i social, ci sono tutti i link in descrizione, la pagina Facebook Il Popolo del Calcio anni 90, la pagina Instagram, il blog Il Popolo del Calcio, dove ci sono anche oltre a storie che porto anche qui, ci sono gli approfondimenti sulle maglie. Hanno presentato e stanno presentando tutte le maglie della Serie A, della Serie B. Io vi faccio vedere le foto con anche la spiegazione un po' delle caratteristiche delle maglie e gli approfondimenti sul fantacalcio, sia per fare l'asta che per poi di volta in volta fare la formazione settimanale del gioco più famoso d'Italia. Questa è la rubrica La partita della settimana, questo è lo Scrigno del Calcio. Vado a bere, che ho quasi la salivazione azzerata, come diceva Fantozzi. Torno la prossima settimana con un'altra partita, vedremo di quale campionato.